Pensiero del giorno, sabato 15 febbraio. Guardare con compassione. Siate benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Efesini capitolo 4 versetto 32. La parola di questo mese è presa dalla lettera di San Paolo alla comunità di Efeso. L'Apostolo sta parlando della vita cristiana come vita di unità e di carità. Dopo aver elencato le cose che l'amore cristiano ci fa evitare, egli ci dice ciò che questo amore spinge a fare. Ed ecco uno dei primi atteggiamenti che la carità ci suggerisce: la misericordia, il perdono verso tutti. In Gesù noi vediamo un amore infinitamente accogliente. Gesù non condanna, non esclude mai alcuno, sostiene ed incoraggia tutti, non spegne la fiammella tremolante. Il suo è un amore che va alla ricerca della pecorella smarrita, è un amore che ricostruisce e ridona la pace, è un amore che perdona senza limite, che dimentica tutto, che fa festa al peccatore che ritorna alla casa del Padre rinnovandolo completamente. Dobbiamo guardare a Gesù, pensare a Lui e cercare di avere anche noi, verso i nostri prossimi, quella benevolenza e misericordia che Gesù per primo ha avuto verso di noi, che sempre ha e della quale noi non dubitiamo mai, anche se sbagliamo 100 volte al giorno. Chiara Lubich, estratti dal commento alla parola di vita dell'agosto 1988. Parola di vita, febbraio 2025. Vagliate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Dalla prima lettera dei Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 21. El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Chiara Lubich, solo lo difundimos lo más fiel posible.